Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati con Focus, tanta cronaca, tanta politica in questa edizione di Focus TG. Andremo a Bassano del Grappa dove si è candidato sindaco Nicola Finco, oggi la conferma ufficiale, ma poi andremo anche a Saunara dove vedete dalle immagini sta bruciando con colonne di fumo altissime uno stabilimento per la produzione di allestimenti di una delle fiere. Un incendio scoppiato, non si sa ancora per quali cause, probabilmente un cortocircuito, tante volte si scopre che sono incendi dolosi, colonne di fumo altissime che sono state e sono ancora visibili a molti chilometri di distanza, si vedono persino dal centro di Padova. L'incendio è scoppiato intorno alle 9 del mattino, ovviamente sono accorsi i mezzi dei vigili del fuoco, non è ancora chiaro se queste sostanze, questo fumo possa essere dannoso per la salute. Per ora non ci sono allarmi, non ci sono appelli ai cittadini per la chiusura delle finestre e altre misure che si prendono in queste circostanze. Vedete immagini di una colonna di fumo altissima prese adesso dal mattino di Padova. Andiamo avanti con la cronaca, ci torneremo tra poco con il nostro inviato Francesco Rattai. Un 29enne è morto dopo essere uscito di strada con la sua moto a Pescantina. Il giovane, un cittadino moldavo residente nel comune veronese, alle 5 ha perso il controllo del mezzo imboccando una rotatoria e nella caduta è rimasto ucciso all'istante. Sono stati inutili i soccorsi dei sanitari del SUAM 118 intervenuti sul posto con i carabinieri. Purtroppo ancora incidenti stradali, è una serie interminabili di sinistri, ancora una vittima lungo la strada regionale 308 del Santo. In questo caso è accaduto ieri pomeriggio, a perdere la vita un venditore ambulante di Pieve di Soligo, gravissima la moglie, ferite altre 2 donne. Un malore. Sarebbe questa la causa dell'invasione di carreggiata che ha causato la morte di Izram Mohammed Nazrul, 57enne del Bangladesh, residente a Pieve di Soligo. Viaggiava con la moglie, rimasta gravemente ferita lungo la strada regionale 308 ieri pomeriggio. Erano le 15:35 quando la sua piccola utilitaria, mentre la coppia rientrava da Padova, dove aveva fatto rifornimento di merce per la loro attività di venditori ambulanti, ha invaso la corsia opposta tra le uscite di Borgorico e Campo San Piero della regionale, finendo contro 2 auto che hanno tentato in tutti i modi di evitare l'impatto. Per il 57enne, a lungo rianimato sul posto, non c'è stato nulla da fare. La moglie, 46 anni, è stata portata con l'elicottero all'ospedale di Padova. Soccorsi dai sanitari del SUAM di Campo San Piero anche le altre 2 conducenti delle auto. Sulla strada per tutto il pomeriggio è stata paralisi per permettere i rilievi condotti dagli agenti della polizia locale e della Federazione del Campo Sampierese. Un incidente che ripropone la drammatica inadeguatezza di una strada molto trafficata, priva di corsia di sorpasso per lunghi tratti, con un asfalto continuamente ammalorato dal peso dei veicoli in transito e dal maltempo. Una strada che in questo 2024 piange già 2 vittime. Il 15 gennaio, nel territorio di Cadoneghe, qui aveva perso la vita Giorgio Frezza, 66 anni, meccanico di Sernaglia della Battaglia. Adesso andiamo in diretta a Bassano del Grappa da Ferdinando Garavello perché è in corso la conferenza stampa di Nicola Finco che ha annunciato la sua candidatura a sindaco. A te Ferdinando. Buongiorno direttore, buongiorno anche ai nostri telespettatori. Ogni tanto butto l'occhio, come si dice in gergo, perché la conferenza stampa dovrebbe finire a momenti e abbiamo sia il segretario regionale della Lega Alberto Stefani sia Nicola Finco pronti a venire qui in diretta con noi per le prime dichiarazioni. Si conferma quello che avevamo già detto qualche volta nel corso dei nostri telegiornali in tempi non sospetti, ovvero Nicola Finco è il candidato della coalizione di centro. Presenti
al tavolo della presentazione la Lega, Forza Italia, Italia Viva e Luigi D'Agro, rappresentante della Rinata DC a Bassano, quindi è una coalizione assolutamente moderata al momento. Hanno già parlato di temi che sono cari anche a Rete Veneta e ai nostri telespettatori, prima di tutti quello della sanità, dell'ospedale di Bassano, di una maggiore centralità di Bassano, ma insomma poi magari ce li dirà Nicola Finco i temi. Non si è parlato fino a questo momento dei rapporti con quelli che al momento sono ancora gli alleati in Consiglio Comunale, ovvero Fratelli d'Italia, ma che a questo punto insomma è difficile che possano essere alleati in questa corsa alle comunali. Non si è fatta menzione, sappiamo che ci sono polemiche roventi, sappiamo che ci sono state polemiche anche a Focus ieri sera. Nicola Finco si è riservato di poter scambiare qualche parola anche con te, direttore, durante la nostra diretta, quindi c'è parecchia carne al fuoco. Noi contiamo di richiedervi la linea non appena arriveranno gli ospiti, perché la situazione qui è davvero molto fluida, come si dice in gergo. Garavello, poi ci ricollegheremo con te, Ferdinando, per sentire, come dicevi, Finco e Alberto Stefani. Intanto andiamo avanti con la cronaca. C'è stato un episodio grave a Montecchio. Un uomo ha litigato con la moglie per spaventarla, ha sparato dentro casa un colpo a salve, denunciato dai carabinieri di Valdagno. Ovviamente si temeva che quest'uomo avesse colpito con un proiettile la donna. Vediamo. Dovrà rispondere di maltrattamenti in famiglia e minaccia aggravata nei confronti della coniuge. Un uomo che nel corso di una lite per futili motivi con la moglie all'interno della casa ha esploso in aria un colpo a salve con una pistola scacciacani. La donna, terrorizzata, è scappata di casa assieme al figlio, trovando rifugio presso la tenenza dei carabinieri di Montecchio Maggiore. Fulmineo il concentramento sul posto di tutte le pattuglie dell'Arma presenti in zona, coordinate dal comando compagnia di Valdagno, con i militari che, dopo aver ricostruito l'accaduto, hanno rintracciato l'uomo all'interno dell'abitazione e recuperato l'arma utilizzata per sparare poco prima. Ed era il servizio di Luisa Bertini. Adesso andiamo di nuovo in diretta, questa volta a Saunara, da Francesco Rattai, per l'incendio che è scoppiato nella zona industriale di Saunara. A te la linea, Francesco. Buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori. Siamo in via Liguria a Saunara, nella zona industriale, con me il sindaco Michela Lazzaro, il sindaco di Saunara. Alle 10 è scoppiato l'inferno, un'altissima colonna di fumo nerissimo, molto denso, è salito al cielo, tanto da oscurare anche il sole. Sindaco, cos'è successo? Allora, verso le 10 di questa mattina, appunto, degli operai stavano facendo dei lavori di manutenzione sul tetto, c'è stata una scintilla, è scoppiato un incendio e il fuoco ha invaso tutto il tetto, ha invaso anche l'area tecnica dietro al capannone, dove c'è un deposito di legno e di carta, perché l'azienda si occupa di allestimenti fieristici. Fortunatamente non ha intaccato l'altra parte di capannone, dove invece ci sono pneumatici, dove c'è un'azienda appunto che svolge l'attività di deposito di pneumatici. Perché? Perché i vigili del fuoco sono intervenuti immediatamente. Devo dire che c'è stato un primo intervento dei vicini dell'azienda con dei sistemi appunto di quello che potevano fare, e poi subito i vigili del fuoco che sono intervenuti tempestivamente. Ci sono vigili che vedo da diverse province del nostro territorio che sono intervenuti, e ci vorrà ancora parecchio tempo, da quello che ho capito. Fortunatamente comunque il fuoco si sta domando, non ci sono feriti, non ci sono dispersi, sicuramente danni strutturali appunto alla struttura, a quello che poi verrà. Ecco direttore, i vigili del fuoco sono arrivati da più province, sono arrivati dalla sede centrale di Padova chiaramente, ma anche dalla sede di Venezia, dalla sede di Rovigo, un dispiegamento imponente, lo potete vedere nelle immagini che sta girando il collega Federico Cibotto. Fortunatamente non ha preso fuoco la
parte di capannone dedicata a deposito di gomme. Sarebbe stato sicuramente, avremmo raccontato qualcosa di ben più grave. C'è, Sindaco, l'abbiamo vista prima parlare con l'ARPAV, cosa le hanno detto, cosa state mettendo in campo? Ok, logicamente diciamo a tutti i cittadini di chiudere le finestre, di non raccogliere eventuali verdure nel proprio orto. I ragazzi che sono a scuola abbiamo già chiamato la preside perché non svolgano attività ricreativa fuori in giardino. L'ARPAV adesso sta facendo tutte le verifiche del caso sulle acque nell'area circostante. Fortunatamente ci hanno già detto che faranno tutte le verifiche, ma è una giornata di alta pressione, quindi il fumo si sta dissolvendo e quindi ci hanno raccomandato di avvisare certi cittadini e di tenere chiuse le finestre fin tanto che il fumo non si sarà disperso. Ecco, questo è il messaggio che vogliamo lanciare da Via Liguria a Saonara a tutti i residenti della zona e anche della vicina Padova. Da nostre fonti dovrebbero esserci alcuni intossicati, ma in maniera molto lieve. Abbiamo sentito anche dei dipendenti dell'azienda del capannone a fianco che sono, come giustamente raccontava anche il sindaco, sono intervenuti per primi e con le manichette in dotazione all'azienda hanno cercato di circoscrivere il più possibile il fuoco. Le testimonianze raccontano anche di alcuni botti che sono stati sentiti. Molto probabilmente all'interno del capannone c'erano anche degli automezzi che probabilmente sono esplosi. Questo lo scopriremo solo quando i vigili del fuoco riusciranno ad entrare, perché come è facile immaginare le fiamme stanno ancora divorando l'interno del capannone. I pompieri stanno circoscrivendo, stanno cercando di fare una prima bonifica, un primo intervento. Non so se, direttore, se siete riusciti a trasmettere le immagini dell'alta colonna di fumo, ma si vedeva da chilometri di distanza. Si vedeva addirittura dalla provincia di Venezia, si vedeva dal centro di Padova. Per chi non lo sapesse, Saonara è uno dei primi comuni della cintura padovana. Qua la zona industriale di Saonara è attigua alla zona industriale di Padova, è tutto un unico conglomerato. Francesco, grazie molte. D'accordo, direttore. Casomai ci ricollegheremo più avanti. Restiamo in attesa. A te, al nostro operatore, al sindaco di Saonara. Adesso andiamo di nuovo in diretta a Bassano del Grappa perché vedo Ferdinando Garavello in compagnia del segretario regionale della Lega Alberto Stefani. A te Ferdinando. Di nuovo buongiorno direttore anche ai nostri telespettatori. Abbiamo sia il segretario della Lega Stefani, ma c'è anche Nicola Finco, quindi se ci concedi qualche minuto facciamo un 1-2 perché si è riusciti ad accaparrarceli entrambi. Partiamo da Stefani, insomma una notizia molto attesa a Bassano, ci è voluto un po', magari qualche trattativa, ma finalmente ci siamo. Ci siamo, abbiamo presentato una candidatura forte, quella di Nicola Finco, vicepresidente del Consiglio regionale. L'ho ringraziato in questa conferenza stampa perché Nicola fa una scelta di coraggio, sceglie di candidarsi sindaco della sua città da vicepresidente del Consiglio regionale, quindi rinunciando, possiamo dire, anche a un po' di prestigio e un po' di trattamento, ma sceglie di candidarsi e assumersi dei rischi, delle responsabilità penali, civili e contabili. E quindi quando uno fa una scelta di questo tipo va ringraziato e credo rappresenti anche un esempio di buona politica. Ecco, lei ha partecipato ai tavoli con il centrodestra unitario negli ultimi mesi, possiamo dire perché è passato qualche tempo. Cos'è successo alla fine per arrivare a questo? Sappiamo che insomma Fratelli Italia è rimasto un po' al palo, forse in attesa, sappiamo che le porte, ci avete detto, sono aperte, però c'è stato un finale forse un po' rocambolesco. Ma io credo che poi ogni partito ragioni indipendentemente da cosa fanno gli altri, però noi abbiamo scelto di presentarci ai cittadini e soprattutto di prenderci il tempo necessario per spiegare alla cittadinanza qual è l'idea di futuro per Bassano, quindi i temi del sociale, i temi della sostenibilità ambientale, i temi anche delle infrastrutture su cui dovremmo lavorare qui in una città così importante, ma soprattutto l'essere protagonista nella dimensione sovranitaria
sovracomunale che soprattutto negli ultimi anni rappresenta il punto di forza principale per quanto riguarda un comune. Ovviamente i rapporti con le altre forze politiche di centrodestra per quanto mi riguarda sono assolutamente buoni, ma noi ritenevamo giusto presentarci ai cittadini, dimostrare chi siamo e cosa vogliamo fare, perché in politica nei comuni funziona così, suonando i campanelli, andando casa per casa, quartiere per quartiere, spiegare e capire quali sono i problemi, ascoltare i cittadini e poi presentare un programma amministrativo importante. Allora, direttore, se non hai domande per il segretario della Lega lo liberiamo, che abbiamo visto che c'è un po' di confusione qui intorno, ci sono molte persone che lo reclamano, e magari chiamiamo qui Nicola Finco. Grazie mille. Saluto, grazie. Grazie. Nicola Finco, facciamo un cambio di... Allora, il candidato, finalmente è arrivato il nome del candidato della Lega, di Forza Italia, di Italia Viva, che abbiamo visto questa mattina, e ci manca un pezzo della DC rinata a Bassano. Una sfida importante. È una sfida importante che nasce soprattutto attraverso una condivisione di idee e di progettualità. Noi prima di mettere le persone abbiamo messo i progetti e le proposte per la città di Bassano del Grappa, abbiamo trovato un'affinità tra di noi e abbiamo deciso di partire con questo progetto, che è un progetto innovativo. La Lega è da sempre un partito che guarda il territorio e dialoga con il territorio. Con queste forze politiche abbiamo trovato una sinergia e abbiamo deciso di partire. Tante sono le proposte per far ritornare Bassano città capofila di un intero territorio, e nelle prossime settimane, nei prossimi mesi avremo modo di parlarne direttamente con i bassanesi. Direttore, ti chiedo se possiamo a questo punto parlare con Nicola Finco della polemica che c'è stata a Focus ieri sera con le dichiarazioni piuttosto forti dell'assessore Elena Donazzan. Personalmente su Finco, sulla situazione politica bassanese, se mi dai sì, un via libera, proseguiamo su questo argomento. Tra l'altro potremmo anche ascoltarle. Vai pure, vai Ferdinando, vai. Allora, ieri sera ospite a Focus del direttore Luigi Bacciali c'era l'assessore Elena Donazzan, che è intervenuta in modo diretto sulla sua candidatura a vicepresidente, parlando di un silenzio da parte della Lega nei confronti dell'alleato, ma anche nei confronti della stessa Donazzan, di una scelta magari dettata più da motivi personali che politici, insomma un attacco piuttosto duro che forse, secondo alcuni, segna proprio una frattura fra alleati, o è qualcos'altro? Diciamo che noi con gli alleati abbiamo sempre cercato di avere un rapporto di dialogo. Il problema è che loro ad oggi, cioè negli ultimi 3 mesi, hanno detto tutto il contrario di tutto. Mi dispiace che poi la collega Donazzan l'abbia presa sul personale, attaccandomi anche direttamente. Io ad Elena Donazzan rispondo con un sorriso, insomma, con la cattiveria e Livorno non si va da nessuna parte. Con il sorriso, le proposte e la concretezza magari si guadagna la fiducia degli elettori. Che cosa avete intenzione di fare a questo punto con l'alleato in Consiglio Comunale, ma che resta giù dalla nave, come abbiamo detto nel nostro servizio di ieri sera? Noi attualmente abbiamo una coalizione che è composta da 4 liste e queste realtà decideranno poi anche chi far entrare successivamente. Attualmente c'è un dialogo con altre forze civiche, con altre forze centriste, che puntiamo insomma di inglobarle all'interno di questo progetto, e quindi qualsiasi tipo di decisione verrà presa all'unanimità da parte della coalizione che è nata qualche settimana fa e che oggi mi ha investito del ruolo di candidato sindaco. Direttore, a questo punto possiamo dire che parte ufficialmente la campagna elettorale di Bassano, insomma ne vedremo di sicuro delle belle. Se non hai domande per il nostro ospite io vi cedo la linea. Grazie al vicepresidente del Consiglio regionale Nicola Finco e Ferdinando Garavello, e seguiremo molto attentamente quest'ultima parte della campagna elettorale. Si vota l'8 e il 9 giugno. Diceva prima Garavello di Elena Donazzan ieri sera a Focus. Sentiamo una parte del suo intervento. Faccio mie le parole del presidente Zaia, faccio mie le parole del coordinatore De Carlo. La forza del centrodestra è la nostra coesione. Fratelli d'Italia oggi certamente ha uno spazio più ampio, segnato dalle ultime elezioni che ci sono state, dove ovviamente abbiamo anche in Veneto in particolare registrato un successo straordinario, anche ben oltre le nostre aspettative. Primo partito in Veneto, la regione dove abbiamo fatto il maggior risultato qui, ma nessuno di noi ha rivendicato nulla. Cioè la differenza di stile, mi permetta di dire, direttore,
in seno a questa coalizione è che anche se noi oggi potremmo rivendicare degli spazi, non lo stiamo facendo. Non lo stiamo facendo perché riteniamo che dove c'è un sindaco che è stato supportato e ha avuto una coalizione, si deve ragionare su quella coalizione, perché riteniamo che in regione stiamo governando bene, anche se abbiamo ovviamente spazi e ruoli diversi. Fratelli d'Italia ha un solo assessore e sono io in giunta, la Lega con la lista Zaia ha certamente il massimo della presenza in aula e in maggioranza, ma cerchiamo di tenere saldo il tema della coalizione, il che vuol dire rispettarsi reciprocamente, perché l'interesse più alto è quello di fare il bene dei cittadini, non di fare braccio di ferro tra di noi. Infine mi permetta di dire che questi episodi, insomma il più eclatante per me è quello della mia città, che è Bassano del Grappa, sono incomprensibili. Cioè io sinceramente dico, abbiamo governato e siamo una coalizione, dovremmo tenere il senso della coalizione e vedo delle fughe scomposte con Lega, mi pare anche Italia Viva, cioè che mi risulta che in Parlamento siano alla nostra opposizione, all'opposizione di Salvini, all'opposizione di Tajani, all'opposizione di Meloni, e credo che i cittadini non comprendano. Per me il valore è la coalizione, faccio un passo indietro, come ha detto De Carlo, facciamo un passo indietro noi, perché per noi è più importante la coalizione che il personalismo, ma ci vuole lealtà e chiarezza di intenti, perché se noi abbiamo governato bene la regione del Veneto in questi tanti anni, anche con equilibri che sono cambiati, sai, io sono assessore quando insomma la maggioranza importante ce l'aveva il PDL, si fece un passo indietro per permettere alla Lega, che stava crescendo, di avere poi un ottimo presidente, Luca Zaia, che conferma 3 mandati, io sempre in giunta con lui, quindi non posso lamentarmi di questa tenuta di coalizione, ma non si capisce perché la coalizione si debba rompere. Vuol dire che c'è qualcuno che oggi, temendo di non avere più gli spazi che aveva, sgomita. Qualcuno sgomita e poi ha rincarato la dose parlando di Finco. Elena Donazzana ha detto non mi ha mai telefonato, c'è il paradosso di un leghista contro una leghista, insomma. Vedremo cosa succederà nei prossimi giorni. Intanto restiamo a Bassano del Grappa per una questione di inquinamenti da PFAS nell'acqua delle colline di San Michele. C'è preoccupazione e vediamo di fare il punto con i livelli registrati dall'ARPAV. PFAS nell'acqua delle colline di San Michele. L'allarme è stato lanciato dall'associazione Acqua Bene Comune dopo aver consultato i report che l'ARPAV pubblica nel proprio sito. 2 campioni dove sono state trovate le pericolose sostanze inquinanti. Uno è il percolato della Pascolara e l'altro è stato raccolto in un punto di monitoraggio non distante dalla discarica, ma nulla avrebbe a che vedere con il percolato, visto che sono state rilevate sostanze diverse. Ma quali sono i livelli di PFAS che sono stati trovati? Dei quantitativi molto rilevanti di PFAS. Ora, quelli che si trovano sotto la Pascolara non rappresentano un problema nell'immediato, perché sono il percolato della discarica che va mandato a trattamento, quindi non arriva all'acqua potabile. Quelli che sono stati trovati nell'altro punto non si sa bene da dove vengono. Livelli molto rilevanti, lei li definisce, che cosa significa? In qualcuno degli anni che sono stati indagati risultavano 9 volte sopra le contaminazioni soglia. Sostanze che potrebbero arrivare fino al Brenta e dunque nella falda acquifera. Per questo è importante che l'origine dell'inquinamento venga individuata e fermata. Serve insomma un'indagine ambientale urgente. Se oggi ci sono, fra 6 mesi ce ne saranno di più, perché sono persistenti, si accumulano in ambiente. Supponiamo che questa contaminazione dovesse arrivare a valle di queste colline, dove c'è il terreno alluvionale che ospita la falda acquifera, o dovesse arrivare al fiume, che è il primo motore di ricarica della falda acquifera, allora poi ce lo troveremmo nell'acqua potabile.
Sentiamo il commento dell'assessore all'ambiente del comune di Bassano del Grappa, Andrea Viero. Diciamo che quando ci sono queste situazioni sono seguite ovviamente dal Comune, ma in realtà anche da ARPAV e ULS, che fanno squadra appunto per cercare di risalire da dov'è la fonte che può generare appunto queste sostanze che sicuramente non vanno bene, anche se la situazione non è allarmante ed è appunto sotto controllo. Lei mi dice l'indagine è in corso, che cosa emerge? È chiaro che risalire ai punti di eventuali emissioni di queste sostanze non è sempre semplice, bisogna capire le correnti come si muovono, quali sono le eventuali fonti di emissione rispetto a questa sorgente, ma credo che insomma la situazione possa essere messa in sicurezza, sotto controllo nel giro di qualche mese. Mi sento di rassicurare i cittadini, è giusto che ci sia una forte sensibilità rispetto a queste tematiche, il territorio veneto, soprattutto la parte ovest del nostro territorio è rimasta scottata appunto dai PFAS, il caso Miteni ovviamente fa scuola ed è giusto porre la corretta attenzione su queste tematiche. Il Comune ovviamente è sempre a disposizione, ma devo dire la verità che c'è massima collaborazione e trasparenza anche da parte di ARPAV e di ULS. Servizio di Monica Smiderle, andiamo avanti con altra cronaca, il caso della donna perseguitata dall'ex, la Procura di Treviso ha parlato di una mancanza di sottovalutazione, l'ha detto il procuratore Marco Martani, ha detto che tutto è andato secondo le regole. Una prima udienza è stata fissata il 16 maggio. Sentiamo. Non vi sono stati ritardi, non c'è stata sottovalutazione del caso, è stato fatto tutto quello che doveva essere fatto in tempi rapidi, sia da parte delle forze dell'ordine che da parte della procura che da parte del giudice per le indagini preliminari. Questo l'esito della verifica interna promossa dal procuratore Marco Martani dopo la lettera appello di Sara, la donna trevigiana vittima di violenza che nei giorni scorsi ha deciso di raccontare pubblicamente la sua vicenda. Molestie fisiche e verbali, minacce, pedinamenti sfociati anche in un divieto di avvicinamento per l'ex trevigiano a sua volta. Sara, nome di fantasia, aveva parlato di tempi troppo lunghi per avere giustizia, di un'angoscia perenne. Da parte sua la procura dice di aver fatto il possibile e che i tempi sono stati rispettati. L'11 gennaio il GIP ha emesso il decreto di fissazione dell'udienza preliminare per il 16 di maggio di quest'anno. Questo decreto è stato notificato ieri, il 20 di marzo, ma era già stato emesso l'11 di gennaio e questi sono dei tempi abbastanza normali. Una prima udienza è stata quindi fissata mentre il GIP valuterà a breve il possibile inasprimento del divieto di avvicinamento che sarebbe stato violato dall'uomo nei giorni scorsi quando è stato visto nei pressi dell'abitazione della donna urlare frasi sconnesse in stato di alterazione. In una diceva di essere uno dei rapinatori alla gioielleria del Val Center di Marcon del febbraio scorso. Sara prende atto della risposta del procuratore, ma il suo è un commento amaro. I tempi della giustizia, i tempi del sistema della giustizia non sono i tempi burocratici, non sono i tempi della vittima. E questo è il problema. Non sono solo io, ma ci sono tantissime donne che come me vivono questa esperienza e quindi non deve calare l'attenzione, forse serve qualche altro intervento da parte del sistema legislativo. Insomma, una corsia super accelerata che vada oltre il codice rosso e che tenga in considerazione l'angoscia delle vittime. Vivi con la paura, col terrore, con questi stati d'animo che non ti fanno star bene il giorno, non ti fanno dormire la notte, perché la paura che possa succedere qualcosa è sempre quella. Adesso andiamo in diretta a Vicenza da Luisa Bertini perché i commercianti sono sul sentiero di guerra contro l'insicurezza, cioè il continuo riscontro di agguati, di aggressioni, di spaccate, di furti nel centro storico, ma non solo. E poi la giornata domani di alta tensione per l'arrivo a Vicenza del generale Baldacci. A te Luisa. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai nostri telespettatori. Sono in compagnia di due commercianti del centro storico che, come tanti altri, si domandano sull'opportunità di svolgere manifestazioni di protesta, in questo caso perché domani il centro storico sarà teatro di manifestazioni per protestare contro l'arrivo del generale Vannacci. Ecco,
cosa ne pensate e qual è il vostro punto di vista? Allora, intanto partiamo da un punto che protestare è legittimo. Uno può protestare come vuole, però si possono scegliere anche altre zone dove protestare. Perché in centro storico? Abbiamo tanti posti nelle periferie, ad esempio Campomarzo, che si presta, accoglie tante persone, perché venendo in centro creano un danno comunque all'immagine della città, ma anche al settore economico, ai negozi, ai bar, ai ristoranti, perché la gente poi quando sente manifestazione non si avvicina al centro storico. Viene penalizzata la nostra città per le manifestazioni. Ecco, lei pensa che sarà a rischio un po' anche lo shopping del pomeriggio, visto che il sabato è la giornata in cui la città si riempie anche di turisti e cittadini? Ma sì, assolutamente sì, perché il sabato è il giorno che lavoriamo tutti di più e questo ci penalizza sicuramente, perché appunto se ci sono manifestazioni del genere dove qualche volta anche vanno anche a, purtroppo ci sono cose di delinquenza e cose così, quindi peggio ancora e la gente ne sta fuori. Ecco, direttore, io guarderei insieme adesso un servizio che riassume un po' quello che si preannuncia un sabato caldo per Vicenza, proprio a proposito delle manifestazioni che ci saranno. Sabato ad alta tensione, Vicenza, città blindata. Il fulcro è il Teatro Astra, dove alle 5 del pomeriggio il generale Roberto Vannacci, dopo il suo primo libro che ha spaccato l'Italia, presenterà la sua seconda sfida letteraria, Il coraggio vince. L'approdo del generale incursore infatti scatena una guerra ideologica e politica, con associazioni e movimenti di sinistra che scenderanno in campo per protestare. Il bocciodromo, con lo slogan "Fuori Vannacci da Vicenza", ha annunciato un corteo che partirà da Piazza Castello alle 15:30, percorrerà Corso Palladio e approderà in Piazza Matteotti, dove sarà già in corso la manifestazione dell'Associazione Nazionale Partigiani. In totale sono previste circa 500 persone. Ovviamente nella zona ci sarà una massiccia presenza di forze dell'ordine che presidieranno il centro storico. Il corteo dei manifestanti riceverà indicazioni dalle autorità per tenersi a distanza dal Teatro Astra per ragioni di ordine pubblico e quindi le proteste si fermeranno in Piazza Matteotti. Lo stesso giorno, tra l'altro, di fronte al Teatro Astra, al polo B55, ci sarà l'inaugurazione della mostra dedicata alla visibilità delle persone trans, che richiamerà probabilmente una platea molto diversa da quella che si rivolge a Vannacci. Insomma, sarà una giornata particolarmente complicata per le forze dell'ordine, chiamate anche a garantire l'ordine pubblico nella zona dello Stadio Menti, dove, mentre al Teatro Astra verrà presentato il libro, mentre nella vicina Piazza Matteotti si protesterà, si giocherà la partita Vicenza-Legnago Virtus, con circa 8.000 persone che si muoveranno vicino al centro storico. Insomma, si preannuncia un sabato ad alta tensione in una Vicenza blindatissima. Ecco, l'avete sentito, un sabato sicuramente complicato per una concomitanza di manifestazioni e di proteste. Voi commercianti che cosa chiedete? Chiediamo che assolutamente certe manifestazioni debbano essere spostate fuori dal centro storico, perché è inutile lamentarsi e piangere sempre perché mai i negozi chiudono, questi chiudono, ma continueranno a chiudere se continuiamo a danneggiare anche con queste cose. Ovviamente non chiudono solo per queste, però aiutano sicuramente anche queste ad allontanare la gente dal centro storico. Quindi al sabato assolutamente certe manifestazioni bisognerebbe evitarle in centro storico. Ecco, questo è un po' l'SOS dei commercianti. Per il momento è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie molto, un messaggio molto chiaro. Tornando a Vannacci, l'altra sera siamo stati a Vigonza, dove ha presentato il libro nel Teatro Comunale. C'è stata una protesta molto contenuta di alcuni manifestanti, ma si è svolto tutto molto tranquillamente. A Vicenza ovviamente è altra cosa. E restiamo a Vicenza perché c'è stata un'altra rapina a proposito di mancanza di sicurezza, vittima una signora di 82 anni che ha tentato di resistere allo scippo ed è caduta a terra finendo all'ospedale. Adesso è a caccia ai 2 malviventi che l'hanno aggredita.
l'aggressione all'improvviso. È pieno giorno a Vicenza. In borgo Santa Lucia un uomo si avvicina a una 82enne che sta passando di lì con i sacchetti della spesa, la lascia sfilare e la aggredisce alle spalle, cogliendola di sorpresa. Il malvivente punta la borsa, la tira, ma la signora resiste, si difende. Anche lui, che probabilmente non si aspettava questa opposizione, però trattiene la borsa e la tira ancora fino ad arrivare pochi metri più in là alla macchina guidata da un complice. Da uno strattone la vittima cade per terra e i due malviventi ripartono velocemente col loro bottino, sparendo su un'auto scura. La rapina, durata pochi istanti, però si è consumata davanti agli occhi esterrefatti dei passanti. Qualcuno accorre in aiuto della pensionata, qualcun altro chiama il 113, viene allertato anche il SUEM 118 che piomba sul posto con un'ambulanza. Una pattuglia delle volanti arriva a sirene spiegate, gli agenti raccolgono le testimonianze. C'è anche chi avrebbe annotato il numero di targa dell'auto dei banditi. Viene descritto lo scippatore, si attivano le ricerche. Intanto i medici e gli infermieri del 118 prestano le prime cure alla donna, che poi viene accompagnata all'ospedale San Bortolo. Nella caduta avrebbe riportato qualche piccola ferita, ma fortunatamente non è in gravi condizioni. Adesso è caccia ai malviventi, ma ancora una volta Vicenza è teatro di un'aggressione in pieno giorno. In città la tensione resta alta. E ancora violenza nel quadrante caldo di Treviso, tra Piazza Borsa e Ponte San Martino, sotto gli occhi sbigottiti dei passanti. Da una parte un 36enne di origini romane, senza fissa dimora e ben conosciuto dalle forze dell'ordine, e due ragazzi di 19 e 16 anni, il primo residente nel veneziano, origini rumene. Il secondo trevigiano, il secondo di questi due ragazzi, uno veneziano, l'altro trevigiano, i due giovani hanno aggredito fisicamente l'uomo a calci e pugni, costringendo il SUEM 118 ad intervenire con un'ambulanza. Non è chiaro cosa abbia scatenato questo episodio di violenza nei confronti di una persona che spesso gravita nell'area, talvolta ubriaca. I carabinieri di Treviso, intervenuti sul posto, hanno identificato e accompagnato in caserma i due ragazzi, affidandoli poi ai rispettivi genitori. E una lite, ne abbiamo parlato anche ieri, una lite per la musica alta a Treviso, quindi per disturbi acustici. Un 38enne è stato accoltellato dalla vicina di casa. Le macchie di sangue copiose sono ancora visibili a terra e sul muro, attimi di paura e follia nel cuore della notte, quando una violenta lite è scoppiata nel centralissimo quartiere latino a Treviso. Protagonisti della vicenda, un uomo rimasto ferito e una donna di origini polacche denunciata per averlo preso a coltellate. La situazione è degenerata verso le 2 del mattino in una palazzina in via San Pangrazio, quando un 48enne ha aggredito il suo vicino, un 38enne operaio edile, con un coltello da cucina durante una discussione per la musica troppo alta. I dissidi di vicinato durano da almeno 1 anno e mezzo. Ma perché l'ha fatto secondo lei? Perché forse aveva un po' di musica a casa mia. Lei è uscita fuori dal suo appartamento gridando. Che problema è? Sono stato zitto la prima volta, la seconda, la terza, dopo ho aperto, lei pure ha aperto ed è entrata e mi ha accoltellato. Dove? Accoltellato qua. E dopo? Qua mi ha tagliato mezzo dito. Fortunatamente Alex ha riportato ferite non gravi, i fendenti non hanno colpito organi vitali, quasi per un miracolo. Neanche mi sono difeso, non me l'aspettavo. Con un coltello da cucina? Sì, più o meno era... Solo la lama era 25 centimetri. Secondo la versione dell'operaio, il volume della musica non era elevato poiché stava svolgendo le pulizie domestiche. L'uomo è stato accompagnato in ospedale e dimesso con una prognosi inferiore ai 20 giorni. Completamente opposta alla versione di Irene, residente da tempo in Italia. Ho sferrato più fendenti, colpendo il vicino al fianco e alla mano mentre tentavo di difendermi. Alta, musica alta, forte. Usciva, sbatteva la porta, voleva entrare dentro la porta, io a un certo punto non ce l'ho fatta, sono uscita. Voleva entrare da lei? Sì, ha fatto un buco nella porta, rotto. Sono uscita fuori con coltello perché non lo so, perché lui di solito di notte non sai cosa ha in mano questo, e mi sono difesa, l'ho graffiato un po', spaventarlo volevo. Lei sostiene che sia difesa? Sì, assolutamente, ho fatto per legittima difesa. Le autorità hanno sequestrato il coltello utilizzato e la donna è stata denunciata. La sua posizione è al vaglio delle autorità giudiziarie.
Insomma, una persona che accoltella un uomo in teoria dovrebbe essere fermata, almeno questo mi risulta, invece è libera di circolare. Vedremo anche qui come andranno a finire le cose. Dovremmo andare adesso, sì, andiamo in diretta di nuovo a Saunara da Francesco Rattai per l'incendio scoppiato nella zona industriale di Saunara. A te, Francesco. Sì, buongiorno direttore, ti richiedo la linea perché qui con me c'è Manuel, che è uno dei lavoratori dell'azienda a fianco, uno dei primi che ha lanciato l'allarme questa mattina. Sì, esatto. Praticamente abbiamo visto questa nube di fumo nero che si alzava e subito abbiamo aperto la porta di sicurezza e ho avvisato subito i miei colleghi di uscire subito perché ovviamente si sentiva anche parecchio caldo dal capannone che ha preso fuoco. E subito abbiamo fatto spostare i mezzi delle proprie automobili e poi abbiamo dato questo allarme, insomma, generale. La vostra azienda non ha subito danni? No, la nostra azienda non ha subito danni. Ecco, ma avete sentito proprio un rumore forte? Cosa avete sentito? C'è stato parecchi boati e uno principale all'inizio e dopodiché ovviamente abbiamo preso un po' di paura e siamo scappati fuori perché la paura era molto. Sì, assolutamente. Perciò fortunatamente nessuno è rimasto coinvolto, ma i lavoratori di questa azienda sono stati i primi ad intervenire e con le manichette avete cercato di circoscrivere quello che si poteva. Sì, esatto, tramite le nostre manichette del nostro capannone le abbiamo passate, abbiamo, si può dire, sparato, lanciato il getto d'acqua per cercare di almeno un po' contenere le fiamme. In quanto tempo sono arrivati i vigili del fuoco? Beh, sono arrivati presto, hanno fatto la tempestività, è stata veramente ottima e anche veramente professionalità, perciò si può dire che... Ecco, probabilmente è anche questo che ha reso la giornata di oggi, non l'ha resa un dramma, perché fortunatamente, lo dicevamo nel collegamento prima, ci sono solo un paio di intossicati lievi che sono stati accompagnati al pronto soccorso. Il sindaco di Saunara, Michela Lazzaro, prima parlando con noi ci ha detto, ha invitato i cittadini a tenere chiuse le finestre, ma soprattutto invita anche i vari gruppi sportivi a non praticare sport all'aria aperta oggi pomeriggio per sicurezza, non per creare allarmismi, ma appunto per cercare di lasciar defluire il fumo e far disperdere il fumo e evitare contatti con questo fumo. Direttore, ti restituisco la linea. Grazie molte Francesco, grazie per averci di nuovo dato un aggiornamento su questo incendio nella zona industriale di Saunara. Siamo anche in attesa di sapere quale sarà la sentenza al processo per l'uccisione di Adriano Armellini. Ricorderete il pensionato che venne trucidato in casa a Pieve di Soligo da un extracomunitario. C'è sul posto il Tribunale di Treviso Anna De Roberto, con cui ci collegheremo appena possibile. C'è stato un placcaggio violento a un'arbitra e per questo è stato condannato l'ex rugbista Doglioli, imputato di lesioni volontarie. Il video dell'accaduto fece il giro del mondo e suscitò molte polemiche. 1 anno e 2 mesi di reclusione con la pena sospesa. Questa è la sentenza emessa dal Tribunale di Padova nei confronti di Bruno Andres Doglioli, il 41enne di origine argentina, ex tre quarti del Rugby Rangers Vicenza, finito a processo con l'accusa di lesioni volontarie nei confronti di Maria Beatrice Benvenuti, 30enne romana, all'epoca la più giovane arbitra internazionale della palla ovale. I fatti risalgono all'11 dicembre 2016, giorno in cui si disputava la partita di Serie A tra la squadra vicentina e il Valsugana nell'impianto di Altichiero a Padova. Le immagini dell'accaduto avevano fatto il giro del mondo, con il giocatore che dopo alcuni diverbi con la trentenne improvvisamente le era piombato da dietro, colpendola con una spallata forte dei suoi oltre 100 kg. La partita era stata condotta a termine, il giocatore poi sospeso per 3 anni dalla squadra e dalla federazione. Per lui la procura aveva chiesto una condanna a 3 anni, il tribunale
tribunale si è fermato a 1 anno e 2 mesi. Respinta anche la richiesta di citare la squadra come responsabile civile. È stata un'incursione in un negozio di via Fogazzaro a Mestre, un uomo ha afferrato una sedia cercando di colpire il titolare. Il senatore Andrea Martella chiede più controlli e un aumento delle politiche sociali del comune. L'intervento tempestivo di un corriere in transito è stato provvidenziale ad evitare conseguenze peggiori al titolare di un negozio di arredamento di via Fogazzaro, letteralmente aggredito nel tardo pomeriggio da un uomo, probabilmente di origine africana, che alla ricerca di denaro aveva afferrato una sedia tentando di colpirlo. Sono stati attimi concitati e di paura prima che il corriere riuscisse ad allontanare il malvivente, attimi che riportano ancora una volta il dibattito sulla situazione che si vive a Mestre, dove l'assenza di sicurezza si manifesta anche attraverso episodi del genere. Continuiamo a vedere questi episodi che ripetuti rendono davvero la vita dei cittadini insicura e questo non è possibile ed è necessario quindi che si faccia un ulteriore sforzo nell'attività di prevenzione, di repressione, che ci siano ancora più agenti delle forze dell'ordine e che naturalmente con assieme a questo si preveda una politica da parte del comune che affronti il tema sociale e il tema del decoro urbano. Allora è stata emessa la sentenza al processo per la uccisione barbara di Adriano Armelin, che venne picchiato brutalmente, venne ferito a morte perché poi purtroppo perse la vita qualche giorno dopo in ospedale per le gravi ferite riportate. Fu un extracomunitario ad aggredirlo per derubarlo in casa. La sentenza ha confermato la richiesta della procura, cioè ergastolo per quest'uomo, ne parleremo tra poco con Anna De Roberto, e 2 mesi di isolamento. È appena uscita questa sentenza. Non fate esibire davanti ai nostri figli il trapper Niki Savage al Molo 5. I suoi testi insultano e offendono le donne e l'appello dei genitori è una fondazione ai gestori del locale e alle istituzioni. Sospendete assolutamente lo spettacolo, fate una proposta diversa e noi ve la appoggeremo e ve la pubblicizzeremo. Cerchiamo di non dare palco alla violenza di genere. L'appello della Fondazione si unisce a quello accorato di moltissimi genitori perché i gestori della discoteca Molo 5 di Marghera rinuncino all'evento che vede protagonista il discusso trapper Niki Savage. Chi è? Colui che nei suoi testi offende le donne in ogni modo, facendolo sembrare normale davanti a ragazzini giovanissimi. Sono sempre più volgari. Praticamente la donna è vista proprio come un oggetto. Quindi oltre al fatto di essere cantate a un pubblico giovanissimo, è proprio il rispetto della donna che manca. In un Veneto, dopo quello che è successo da Giulia Cecchettin e prima, di tutto quanto il tema della violenza di genere, accettare che ancora oggi si possa attraverso la musica promuovere spettacoli di questo tipo, noi non ce l'abbiamo assolutamente con i gestori dei locali, ma bisogna che noi genitori cominciamo ad alzare le antenne e noi enti incominciare a dire no. Una battaglia è già stata vinta lo scorso settembre quando i genitori sono riusciti a non far esibire il trapper in un locale di Castelfranco Veneto. Dobbiamo educare i nostri figli all'uguaglianza e al rispetto in tutte le sue forme. È ovvio che se i nostri ragazzi minorenni prendono ad esempio forme di arte di questo genere, non andiamo lontano. Noi donne siamo descritte come delle poco di buono, e già mi esprimo molto bene, delle incapaci, delle donne che sfruttano gli altri e delle donne prive di cervello. Quando parliamo di prevenzione dobbiamo fare prevenzione anche in questo senso. Mi auguro che il gestore arrivi a fare una scelta di buon senso, visto che stiamo parlando di giovani, di donne in primis, e portare un buon esempio. Dal canto suo il gestore replica confidando che la questione venga trattata nelle opportune sedi, senza per questo arrecare danno a chi nel rispetto della legge opera diligentemente per la produzione di intrattenimento giovanile, aggiungendo che il rispetto di genere è una questione molto seria. Non spettando alla discoteca l'esercizio di ufficio morale, conclude, non si può chiedere alla stessa di imporre una direzione né di autoregolarsi.
È vero che c'è un principio generale della Costituzione, mi pare l'articolo 21, che parla della libertà di espressione. Qua si tratta di capire che espressione è lecita, ma è anche vero che c'è un articolo del Codice Penale che vieta lo svolgimento di queste attività quando abbiano dei caratteri di oscenità, come noi riteniamo che sia il caso di specie. A intervenire potrebbe essere il TULPS, il testo unico dei locali da ballo, ritenendo che questa esibizione potrebbe nuocere ai giovanissimi e quindi attuando le opportune misure di intervento. Ergastolo per l'uomo che uccise Adriano Armellin. Andiamo subito in diretta a sentire i dettagli da Anna De Roberto. A te, Anna. Sì, eccoci direttore, buongiorno. Sentenza di primo grado emessa praticamente pochi minuti fa. Ergastolo, come hai detto tu, con 2 mesi di isolamento. Ergastolo perché di fatto sono state riconosciute le 2 aggravanti contestate dalla procura, ovvero la tentata rapina e la crudeltà. La crudeltà perché sostanzialmente Mohamed Bau Marwan, oltre ad aver legato Adriano Armellin, il povero anziano di Pieve di Soligo, alla sedia e averlo brutalmente picchiato, se n'era andato e poi era ritornato nella casa dell'Armellin e aveva inveito nuovamente contro il corpo, contro l'anziano, e questa ovviamente è la tesi della procura, una tesi che è stata accolta. E la seconda appunto è la tentata rapina, perché nella seconda incursione l'uomo avrebbe cercato di portargli via dei soldi e poi del cibo e sarebbe stato, come dire, fermato dall'arrivo del figlio di Armellin. Dunque c'è l'ergastolo, una sentenza che Mohamed Bau Marwan ha ascoltato in silenzio. È stato ad attendere questa sentenza per 1 ora e 20 seduto sulla sedia con lo sguardo fisso verso il pavimento, e quando è stata emessa la sentenza non ha proferito parola, non ci sono state lacrime, c'è stata una stretta di mano con l'avvocato Filippo Vigiani e ora Marwan è già in viaggio verso il carcere di Santa Bona, in cui si trova ormai dal giorno dell'omicidio che era il 25 marzo del 2022. Avvocato che ha già dichiarato che si ricorrerà in appello. L'obiettivo per lui è portare a casa una pena di 20 anni, che è la pena diciamo che si dà per l'omicidio con la richiesta dell'abbreviato. Quindi questo diciamo è l'obiettivo della difesa. Ad oggi però la sentenza parla chiaro e parla di un uomo, il marocchino 37enne che ha ucciso brutalmente il povero pensionato di Pieve di Soligo, è stato condannato all'ergastolo. Grazie ad Anna De Roberto in diretta dal Tribunale di Treviso. In regia oggi ci sono Tony Esposito e Andrea Basso. Vediamo un servizio sulla svolta clamorosa a Trieste per le indagini sulla morte di Liliana Resinovic. Da intercettazioni si è appreso che Liliana Resinovic negli anni 90 era rimasta incinta di Claudio Sterpin, l'amante, l'amico storico, e che era stato il marito Sebastiano Visentin a portarla in ospedale per l'aborto. Vediamo. Liliana Resinovic rimase incinta del suo amico Claudio Sterpin e il marito Sebastiano Visentin la accompagnò ad abortire. Una notizia clamorosa per le conseguenze rispetto a quanto noto finora, che emerge da un'intercettazione ambientale in cui lo stesso Visentin parla con una persona e racconta questo episodio avvenuto fra il 1990 e il 91, quando lui e Liliana erano già insieme. Questo elemento, secondo la consulente della famiglia Resinovic Gabriella Marano, valutato con le ulteriori evidenze di indagine, come il fatto che Visentin sapesse, come da lui dichiarato pubblicamente, che la moglie andava a stirare le camicie a Claudio, fa capire che, sottolinea la consulente, Sebastiano non poteva non sospettare di una frequentazione di Lilli con Claudio. Nell'intercettazione telefonica relativa a un colloquio del 5 marzo 2022, una persona chiede perché i coniugi non avessero avuto figli e Sebastiano Visentin racconta l'episodio passato di Liliana, rimasta incinta non di lui, ma verosimilmente di
Claudio Sterpin e che molto probabilmente il potenziale papà non era a conoscenza del fatto. Liliana avrebbe confessato a Visintin, che era già suo compagno, di essere incinta e quest'ultimo l'avrebbe accompagnata in ospedale per abortire, come testimonierebbe la documentazione sanitaria contenuta negli atti. Dunque, rimarca la Marano, Sebastiano non poteva non sospettare di una frequentazione di Lilli con Claudio. Anche la qualità e la quantità dei contatti intercorsi tra i due, ovvero tra Liliana e Claudio, che ci consegna la consulenza informatica, va in questa direzione. Passando invece alle nuove indagini sul caso e in particolare ai tempi di consegna dei risultati della nuova autopsia sul cadavere di Liliana affidati al team dell'anatomopatologa Cristina Cattaneo, questo è il punto della situazione tracciato dal procuratore capo di Trieste, Antonio De Nicolo. Di solito vengono chiesti e ottenuti 90 giorni. Adesso non ricordo in caso concreto se ne ha chiesti di più o di meno, ma lo standard è questo. Per il momento non ci sono novità, noi abbiamo dato la parola alla scienza, abbiamo un'equipe di consulenti di capacità indiscusse e di vaglio internazionale, aspettiamo che facciano il loro lavoro. Potenziare la sorveglianza contro la dengue, implementare le bonifiche e formare il personale sanitario fornendo indicazioni anche ai cittadini. Arriva una nuova circolare del Ministero della Salute alla luce dell'aumento dei casi al momento particolarmente grave nelle regioni delle Americhe in vista dell'avvicinarsi della stagione di maggiore circolazione della zanzara tigre. La circolare indica che si dovrà provvedere alla predisposizione previa programmazione di misure locali di monitoraggio e di contrasto dei vettori e di individuare tutti i potenziali siti a rischio di introduzione di nuove specie di zanzare invasive e provvedere alle attività per una corretta comunicazione che aumentino la consapevolezza del rischio dengue in ambito pubblico. Sono previsti controlli anche nelle donazioni di sangue. E il Tribunale della Pedemontana piomba in Consiglio Comunale, le opposizioni sono sul piede di guerra. Sentiamo Ferdinando Garavello. Il Tribunale della Pedemontana agita i sonni di parecchi esponenti della politica bassanese e vicentina. C'è chi dice che il progetto si sia arenato e chi invece sostiene da Roma che l'incartamento sia ben indirizzato. Di certo si sa solo che qualche settimana fa sono arrivati in città per ben 2 volte i funzionari del Ministero della Giustizia che hanno preso visione del sito. Anzi dei siti, perché sarebbero state visitate anche altre aree nelle vicinanze della sede del Palazzo di Giustizia. Poi qualcuno ha rivelato che l'ispezione avrebbe avuto esito assolutamente negativo, mentre qualcun altro, nello specifico il sottosegretario alla Giustizia Andrea Ostellari, ha smentito queste voci. Ecco cosa aveva detto nel nostro telegiornale. Diamo una notizia positiva sul Tribunale della Pedemontana. Recentemente i tecnici del Ministero si sono recati a Bassano del Grappa per effettuare un sopralluogo. L'esito è positivo. Prosegue quindi l'iter per la realizzazione del Tribunale. Piuttosto chiaro, no? Peccato che sul versante prettamente comunale siano rimaste alcune lacune e la politica bassanese ha quindi pensato di portare la faccenda in Consiglio. Perciò le opposizioni hanno messo sulla scrivania della sindaca Elena Pavan un'interrogazione piuttosto articolata. Tante le domande poste alla prima cittadina, a partire dalle circostanze e dalle motivazioni della visita dei funzionari. Ma quel che tanti si chiedono a Bassano e dintorni è perché dell'ispezione non sia stata data notizia neppure ai consiglieri comunali e forse neanche agli altri sindaci del territorio. Insomma, perché i bassanesi non sono stati informati di questo passaggio? Alla sindaca viene chiesto poi quali siano gli atti formali del governo sulla vicenda del tribunale, che secondo alcuni rischia di diventare un calvario, e quali azioni intenda intraprendere l'amministrazione per promuovere questo percorso. Come sempre, tante domande, speriamo che stavolta arrivino delle risposte. Da molti anni le polemiche a Venezia per la presenza di bed and breakfast senza licenza, con ovviamente le ire degli albergatori, ma adesso si sta parlando di interi palazzi veneziani, antichi palazzi che sono interamente affittati ai turisti. Sentiamo Filippo Fois in diretta. A te Filippo.
Buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori di Rete Veneta. In effetti sì, oramai siamo arrivati a interi palazzi, i posti letto per i turisti solamente nella città storica di Venezia hanno superato le 50.000 unità, quindi abbondantemente sopra i residenti che oramai si avvicinano a scendere addirittura sotto i 49.000. Però il nuovo fenomeno è proprio questo, cioè interi edifici, lo chiedo a Giacomo Menegus che è un ricercatore universitario e fa parte di OCIO, l'Osservatorio Civico per la Casa, interi palazzi oramai sono diventati delle affittanze turistiche. Sì, ci sono diversi casi che abbiamo documentato in città. Il problema è che ci sarebbero delle regole del regolamento edilizio del 2019 che dovrebbero porre dei paletti a questo genere di fenomeni, ma che sono interpretati in maniera riduttiva, limitando. Perché un tema molto tecnico, è l'articolo 42 del codice di edilizia approvato da questa maggioranza nel 2019 che dice che le affittanze turistiche non possono essere in comunicazione fisica o in continuità diretta. Uno dice quando tutto un palazzo è completamente un'affittanza turistica sono in continuità, però il Comune cosa ha detto? Beh, il Comune si è limitato a dire che sostanzialmente questa norma porrebbe dei limiti solo per quanto riguarda la comunicazione fisica tra gli appartamenti, cioè appartamenti messi in comunicazione da porte o da scale interne, quando invece ci sarebbe nella stessa norma la previsione di limiti anche agli appartamenti in continuità diretta, cioè quelli adiacenti o comunque in continuità fisica l'una con l'altra. Anche perché il Comune dà una interpretazione restrittiva, bisogna per forza aprire una porta, anche se un intero palazzo è di affittanze turistiche non importa, bisogna che ci sia una porta, mentre l'avvocatura civica del Comune e il TAR hanno dato un'altra interpretazione. Beh, diciamo che il TAR soprattutto in ben 2 ricorsi ha riconosciuto che le limitazioni introdotte con quel regolamento edilizio, quella più famosa riguarda le fosse settiche, ma anche questa riguarda la comunicazione diretta e alla continuità degli appartamenti sono legittime e quindi possono essere implementate dal Comune, solo che il Comune al momento sul piano sia interpretativo che applicativo non sta dando una grandissima prova, ecco. Ecco, questo qui è il dato diciamo tecnico, poi c'è un dato politico, voi vedete qui ho i capigruppo di quasi tutti i gruppi di opposizione del Comune, ci sarà Wiesmann del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Sacca del Partito Democratico, Marco Gasparinetti di Terra e Acqua 2020, Giovanni Andrea Martini di tutta la città insieme, in realtà poi questa presa di posizione accomuna tutte le forze di opposizione. Allora questo era il dato dal punto di vista così tecnico, poi c'è anche un dato politico, diceva lei Sacca, da questa risposta del Comune. Sì, questa risposta del Comune su un aspetto così tecnico dimostra inequivocabilmente con altri elementi che quello che sta accadendo nella città di Venezia, ovvero una sorta diventando un albergo diffuso con locazioni turistiche fuori controllo, è una chiara volontà politica. Esistono gli strumenti per fermare quanto sta accadendo, se ne potrebbero introdurre di nuovi come la regolamentazione della locazione turistica e quindi quello che viviamo oggi a Venezia, ma vale anche per Mestre, è una chiara volontà politica di questa amministrazione che sta calpestando il diritto alla città dei residenti e anche di chi cerca di venire a vivere a Venezia ma non ci riesce per i motivi che ben conosciamo. La città continua a spopolarsi effettivamente mentre vediamo sempre più turisti. Ma questa norma era nata proprio per una restrizione definitiva e se non altro un cambio di passo verso un ripopolamento. In realtà, vista così la norma con questa interpretazione crea soltanto un vulnus in negativo e quindi avremo molto di più di ricettivo. Addirittura, sì. dice. Allora, così mettendola in questo modo, mettendo che arrivano solo turisti, è un ricettivo camuffato. Allora, così il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle, poi io mi avvicino anche 2 rappresentanti di 2 liste civiche che sono Giovanni Andrea Martini e Gasparinetti. Gasparinetti, lei prima ricordava il caso di Firenze per esempio, in cui il sindaco in realtà è intervenuto con la mano pesante. Ci sta provando, c'è un ricorso al TAR, 7 maggio l'udienza, però almeno ci ha provato. A Venezia neanche questo. Ora, quel regolamento edilizio era l'aspirina.
Abbiamo parlato con l'aspirina, ma Venezia è talmente malata che ormai l'aspirina non basta, quindi credo che sia nostra responsabilità come consiglieri comunali prendere atto del fatto che quel regolamento non basta per arginare questo straripamento delle locazioni turistiche e quindi avere il coraggio di presentare delle proposte, come è stato fatto a Firenze e magari anche considerando che Venezia, diversamente da Firenze, avrebbe facoltà di farlo grazie all'emendamento Pellicani che al Comune di Venezia e soltanto a Venezia conferisce determinate facoltà. Abbiamo parlato di Venezia, siamo proprio in chiusura di collegamento, però Giovanni Andrea Martini di tutta la città insieme ha ricordato che anche a Mestre c'è una situazione particolare perché più o meno lo stesso fenomeno si sta espandendo a macchia d'olio anche nell'entroterra veneziana. Esatto, cioè il tema è che se Venezia questa giunta l'ha attaccata in modo tale da ridurla alle minime possibilità di sopravvivere e quindi a calli e campi vuoti, sta riducendo Mestre allo stesso modo, cioè le affittanze turistiche si stanno allargando in maniera esponenziale, in maniera come a macchia d'olio, e questo porta sostanzialmente a una residenzialità sempre più rada, a campi vuoti, ambiti vuoti, rioni vuoti, quartieri vuoti che lasciano lo spazio alla criminalità. Poi si parla molto di sicurezza, in realtà il tema rimane anche per questo. Un interrogativo che in chiusura possiamo dire: si può vivere di turismo? Certamente, si può anche morire di turismo? Questa è la domanda alla quale qua diciamo che c'è anche un'opinione abbastanza chiara su quello che sta succedendo quando ce n'è troppo. Va bene, noi vi lasciamo comunque con l'interrogativo aperto e restituirei la linea allo studio. Grazie molte a Filippo Fois, poi in attesa che venga introdotto il ticket d'accesso ed c'è un conto alla rovescia per questa grande novità che riguarda una città delicata, antica, che per troppi anni è stata calpestata da milioni di turisti. Allora andiamo in pubblicità e poi torniamo con voi e con Focus TG. Nuovo in diretta con Focus TG, ieri sera un approfondimento su una drammatica situazione che riguarda la guerra tra Mosca e Kiev, ne abbiamo parlato molto a lungo ieri sera, tantissimi sms, è un'escalation senza possibilità di tregue a quanto sembra. Vedete il titolo del giornale: l'Europa sull'orlo del disastro nucleare, allarme per i raid russi, colpita oggi anche una diga, e il ministro dell'energia di Kiev che ha spiegato: il nemico sta lanciando il più grande attacco al settore energetico ucraino degli ultimi tempi, con l'Europa in grandi difficoltà, la proposta del presidente francese Macron di inviare delle truppe europee, il no dell'Italia. Una situazione a dir poco drammatica. Vediamo una situazione in cui ci sono molti problemi, ma parliamo di sanità. C'è stato un convegno sulle professioni sanitarie da cui fondamentalmente è emerso che c'è una gravissima mancanza non solo di medici ma di infermieri. Una crisi vocazionale dopo il Covid c'è stata chiaramente, poi è stato messo in luce il problema salariale, i nostri infermieri, i nostri professionisti sanitari sono tra i meno pagati d'Europa, quindi è chiaro che anche questo va rivisto. A caccia di nuovi infermieri perfino nelle scuole, l'ULSS Marca Trevigiana ha portato a casa gli ultimi 200 nuovi iscritti grazie ad un lavoro capillare nelle quarte e nelle quinte degli istituti superiori per sponsorizzare 6 corsi di laurea attivi a Treviso. Perché il lavoro c'è ma non attrae, sabato, domenica, festivi e stipendi non adeguati al carico, e sono gli stessi dirigenti a riconoscerlo. Manca la forza lavoro di questi infermieri. Se un infermiere 5 anni fa lavorava in media 1450 ore all'anno, oggi ne lavora 1350. Perché? Lo avete visto dal convegno stamattina, sono molto anziani, sono più anziani di quelli di 5 anni fa, hanno dei problemi familiari maggiori per conciliare la vita lavorativa, la vita familiare. Infermieri che saranno sempre più fondamentali per la prevenzione e la presa in carico della cronicità. Allora ci deve essere un grosso sforzo da parte dello Stato, del governo e della Regione per implementare
per far crescere il numero di professionisti da assumere. Serve aumentare il tetto economico per colmare questo gap di ore lavorate attraverso nuovo personale. Al convegno delle professioni sanitarie è approdato anche il tema delle nuove competenze. Nell'era della telemedicina la sanità virtuale è dietro l'angolo. Noi operiamo su una macchina che è in corsa, dunque questo non è facile. Però dobbiamo utilizzare quelle tecnologie per facilitare e far sì che le risorse che sono le nostre professioni sanitarie, che saranno sempre più scarse rispetto alla domanda, possano agire meglio. Soprattutto per le case di comunità, stiamo formando gli infermieri, stiamo formando i professionisti. Io sono convinto che la sanità del futuro ci darà molte soddisfazioni perché insieme all'umanizzazione avremo il supporto della tecnologia. Allora, direi, regia, vediamo, prima di presentare dei nostri ospiti, vediamo il servizio da Padova su Elisa, che è una notissima cantante, che da molti anni, durante i suoi tour, pianta degli alberi, proprio è un impegno proprio da ambientalista, e ieri l'ha sentita Chiara Gaiani, vediamo. Come cittadina, insomma, italiana, mi sento di ringraziare chi ha avuto la perseveranza, la determinazione di andare avanti in questi progetti che sono veramente rigenerativi. Sono così d'accordo con le parole che ha appena detto lui, nel senso che sono preziosi per la comunità in mille modi forse che addirittura ancora dobbiamo quasi scoprire, perché soprattutto abbiamo davanti la cosa più importante, che sono loro, sono i bambini, sono i ragazzi, sono quelli che hanno davanti il futuro. E con il nostro aiuto, che abbiamo veramente il dovere nei loro confronti di cercare di migliorare questa situazione, dovranno il più possibile trovarsi davanti a un mondo di possibilità e di sostenibilità. Sono proprio onorata di essere qua e di aver dato un piccolo contributo che spero possa sempre crescere negli anni, con appunto Legambiente, che si è fatto un po' vaso raccoglitore, insomma, di questi intenti. Questo fondo Music for the Planet vuole essere magari una goccia, però una goccia che non se ne andrà, continuerà ad avvenire come potremo, sempre ci saremo. Questa era Elisa. A parte oggi a Scorzè il Festival dei Tulipani, ne parliamo con i nostri ospiti, Germano Dalben e Andrea Scattolin. Buongiorno, grazie per essere qui con noi a Focus TG. Allora, parte oggi della prima edizione di questo Festival dei Tulipani. È la prima edizione e nasce un po' così, da una sfida. L'anno scorso abbiamo avanzato dai nostri lavori 5.000 bulbi di tulipano e li abbiamo messi lungo un campo vicino ad una provinciale, e la cosa ha destato un interesse straordinario da parte dei passanti, che ci è venuta voglia di esagerare con questa esperienza, e quindi i 5.000 bulbi si sono trasformati quest'anno in 120.000. E siamo oggi alle porte della fioritura, che è iniziata in questi giorni e che ormai è pronta, ecco, per cui domani facciamo l'inaugurazione ufficiale di questo festival che apre le porte. Ecco. Perché voi siete del settore, diciamo. Sì, noi facciamo i giardinieri di mestiere e quindi lavoriamo, abbiamo la fortuna di lavorare con la più bella materia prima che offre la madre terra, che sono le piante e i fiori. Queste piante sono in vendita, cioè chi volesse... Il campo di tulipani è aperto, chi vuole viene a visitarlo, può fare anche solo delle fotografie, ma poi può anche raccoglierlo. Daremo ai nostri visitatori dei cesti di vimini con una forbice, e può raccogliere e comperare i fiori che raccoglierà. Bene. Quali sono le dimensioni di quest'area in cui avete piantato i tulipani? C'è un campo, un ettaro abbiamo, un ettaro,
Poi dove abbiamo i 100.000 bulbi, poi c'è un giardino all'interno dell'azienda dove invece i tulipani lì abbiamo 10.000 bulbi che sono stati messi a dimora, su vasi, anche giochi d'acqua molto interessanti, poi si vedranno anche dalle immagini, però insomma ecco, questa qui è l'azienda, è il giardino che ospita i bulbi e i vasi. Qui abbiamo anche i narcisi gialli e i vasi sull'acqua. Quindi ci sono più aree che si possono visitare, che possono essere scoperte anche durante la visita, insomma. Molto belle queste immagini, i nostri telespettatori si chiederanno perché proprio i tulipani, no? C'è un motivo? Ma nasce un po' dalla mia passione per i viaggi, perché sono stato in Turchia. Istanbul è una città che pianta ogni anno 17 milioni di bulbi di tulipano, un tulipano per ogni abitante della città. E sono stati i primi storicamente a piantare i tulipani. Poi gli olandesi, viaggiando nel 1500, l'epoca dei grandi viaggi, si sono resi conto che ci poteva essere del business su questo e sono diventati più bravi dei turchi. Nel 1634 scoppia la grande bolla del tulipano. Un singolo bulbo di tulipano aveva un valore pazzesco e per 2 o 3 anni gli olandesi si sono esposti finanziariamente pur di avere quello specifico bulbo di tulipani. E poi la bolla è scoppiata e ci sono stati dei ricchissimi olandesi che si sono trovati senza casa, senza palazzi, senza niente. Viaggiando ho visto i tulipani in Patagonia. C'è una città della Patagonia, Trevelin, dove un signore di origini olandesi si è messo a coltivare campi di tulipano non per fare bulbi ma per dare questo piacere alla gente. C'è della gente che parte da Cordova, da Buenos Aires, da Santiago de Chile, fa 2 ore di aereo pur di vedere questi campi di tulipano. Queste contaminazioni culturali mi hanno stimolato a tentare di fare qualcosa di bello nel paese dove vivo, che è il paese del fiore che si mangia, perché è il radicchio di Treviso viene proprio da Rio San Martino, e quindi dove c'è il fiore che si mangia, proporre anche il fiore che si coglie. Niente di meglio che il tulipano, che è la prima grande fioritura dopo un lungo inverno che porta tristezza, diciamo, e quindi questa è stata l'idea. Molto, molto interessante. Scatolin, tanti giovani pensano che sia opportuno, almeno forse pensavano prima di quello che sta accadendo adesso, no? di lavorare nell'agricoltura o nel florovivaismo. È così? Cioè, c'è un ritorno ai campi, ai vivai? Beh, sicuramente c'è un ritorno alla terra. Noi non lo stiamo vivendo perché io vengo da una famiglia di agricoltori e nonostante gli studi comunque restare vicino alla nostra terra di origine, alle nostre famiglie, ci dà qualcosa in più alla fine anche a livello personale come soddisfazione, perché il mondo del lavoro a volte ti butta dentro, diciamo, a qualcosa che poi fai fatica a vivere anche bene, nel senso che ti trovi chiuso in orari e in ambienti poco salutari o poco comunque che danno poca soddisfazione. E la mia esperienza è stata proprio questa, cioè tornare a occuparmi di cose anche più pratiche, più materiali, ma più legate al territorio in cui ero nato. È un altro tipo di sentore, insomma, si respira proprio un altro modo di vivere. Ecco. Non c'è dubbio. Allora oggi inizia oggi l'apertura del campo, durerà tutto il mese di aprile o quantomeno finché i fiori saranno terminati, quindi se termina presto vuol dire che è andata bene, ma insomma ci sono fiori per tutti, ecco, per cui aspettiamo a braccia aperte. Bene, complimenti, grazie direttore, buon lavoro, grazie molte. Grazie a lei. Grazie molte a Germano Dalbene e Andrea Scatolin. Andiamo in pubblicità e poi vedremo anche il concerto dei Pooh a Venezia. A tra poco.
C'è da visitare il Festival dei Tulipani che parte oggi a Scorzè e sempre per quanto riguarda progetti innovativi che possono creare molto interesse, c'è quello che riguarda le biblioteche, che coinvolge 3 comuni di Cassola, Mussolente e Romano Dezzelino. Un progetto da 100.000 euro dal Dipartimento per le politiche giovanili per il progetto Ti aspetto in biblioteca, dedicato ai più giovani. Cassola, comune capofila di un sodalizio che coinvolge anche Mussolente e Romano Dezzelino. Previsti l'ampliamento dell'orario di apertura a Romano e Mussolente e una serie di workshop e corsi gratuiti che si svolgeranno nelle biblioteche dei 3 comuni di inglese, spagnolo, fotografia, ma anche disegno manga e scrittura. È un bando che è uscito alla primavera del 2023 e che abbiamo subito colto cercando di fare rete con i comuni contermini con lo scopo di ampliare l'offerta culturale della nostra biblioteca e delle biblioteche contermini, e coscienti del fatto che la biblioteca è sempre di più un punto di ritrovo di cultura, non solo come prestito librario ma anche come luogo di condivisione, di studio e di partecipazione. La cosa più importante che ci riguarda è l'ampliamento dell'orario settimanale, che da 36 ore arriva a 44, quindi un'opportunità per tutta la comunità di godere degli spazi della biblioteca. È essenziale collaborare tra territori, fare rete per arricchire le nostre comunità. Il vero cambiamento che già vediamo dal 1 marzo è l'orario di apertura che si amplia a 40 ore settimanali, 17 ore in più rispetto all'orario che c'era fino al mese di febbraio, e quindi è un'occasione unica anche per tutta la comunità, quindi non solo per i giovani. La biblioteca si apre per tutti e quindi vi invitiamo a venire in biblioteca. Torna a Pasqua il trofeo Montegrappa, sul cielo di Borso, i migliori piloti al mondo di parapendio e deltaplano pronti alla sfida. Attesi 200 parapendii e deltaplani per la 38esima edizione del trofeo Montegrappa. Il cielo dal 27 marzo al 1 aprile sarà tinteggiato da vele colorate per un evento che ogni anno raduna il gota mondiale del parapendio e del deltaplano alle pendici del Monte Sacro alla Patria, per godere di correnti ascensionali uniche a livello europeo, ma soprattutto per sfidarsi in battaglie lunghe anche più di 100 km, lungo l'arco delle Prealpi Trevigiane e Vicentine, passando per il massiccio del Montegrappa, insignito dal bollino Mab UNESCO. I piloti arriveranno da 20 nazioni diverse, scelti tra i migliori 150 al mondo. Il trofeo Montegrappa si svolge su 5 task, una al giorno. Si tratta sostanzialmente di una gara di velocità. La partenza si svolge in 2 fasi. I piloti hanno circa un'ora per decollare e posizionarsi in cielo vicino alla linea di partenza virtuale. Chi nel minor tempo possibile completa il percorso è il vincitore di giornata. Un indotto da decine di milioni di euro, se si pensa che il volo libero da solo vale il 13% del PIL dell'intero comune di Borso del Grappa, considerato dagli addetti ai lavori una sorta di capitale europea del settore. Servizio di Vanessa Banzato, sono state presentate al Museo Correra a Venezia le 2 tappe veneziane del tour Amici per sempre dei Pooh, che si esibiranno in Piazza San Marco il 5 e il 6 luglio. Sentiamo Lorenzo Maier. Venezia ha aperto questa mattina lo scrigno del Museo Correra, in uno dei luoghi più prestigiosi e rappresentativi, per presentare le 2 date in Piazza San Marco del tour Amici per sempre dei Pooh, il 5 e 6 luglio. Red Canzian, Robby Facchinetti, Dodi Battaglia e Riccardo Forli si esibiranno 2 serate su un palco con sfondo trasparente per non intaccare la visuale dei monumenti. Suonare a Venezia è un sogno per noi, è un sogno che forse abbiamo coltivato fin da bambini, quando, o da poco più grandi, da ragazzi, quando abbiamo visto che i Pink Floyd erano venuti a suonare qui per la prima volta. Credo che ogni gruppo al mondo abbia desiderato di fare la stessa cosa. Alla fine di questo tour fantastico, di sold out dappertutto, ci hanno proposto di continuare a suonare e ci hanno proposto gli spazi più belli che ci fossero in Italia. Tipo, abbiamo chiesto, tipo San Marco a Venezia, abbiamo detto certo di sì. Cosa significa per voi essere il collante di più generazioni attraverso la vostra musica? Significa innanzitutto che magari qualcosa di buono l'abbiamo fatto, no? E questo è chiaro che ci rende felici.
perché dà un vero senso a quello che noi abbiamo fatto. 2 serate che si preannunciano magiche nel ricordo ovviamente di Stefano Dorazio per il compagno di strada immortale a Venezia, dove proprio nel 1976 festeggiarono con un importante servizio fotografico i primi 10 anni della loro carriera. Quel giorno mancava però la torta, che questa mattina è arrivata a sorpresa. Stefano è immortale, come è immortale Valerio, perché le cose che hanno scritto li rendono immortali. Noi li rendiamo immortali ogni giorno nei nostri concerti. Eravamo qua nel 1976, proprio qua sotto, davanti ai musei, per fare il servizio fotografico per Sorrisi e Canzoni, e non avevamo la torta, l'abbiamo scoperto qui. Per cui siamo andati qua dietro in frezzeria a prendere in una cartoleria un foglio grande di cartoncino rosa, graffettato con la puntaspilli, poi con un pennarello ho disegnato il 10, che era il nostro compleanno, e con la schiuma da barba, spray, ho fatto tutta la crema, solo che Sora che era il buso, per cui il fotografo doveva fotografare la torta da sotto. Un saluto ai telespettatori del Veneto. Gli amici del Veneto, A tutti gli amici del Veneto. Ciao e grazie. Antena 3, poi c'era un altro passaggio con Rete Veneta, grazie ai nostri amici PU, soprattutto a Red Canzian, con gli amici per sempre, cioè Riccardo Fogli, Dodi Battaglia, Roby Facchinetti, insomma un gruppo straordinario, e ci sarà tantissima gente in luglio in piazza San Marco a vedere, ad ascoltare. Vediamo i titoli di prima pagina. Questo è il Fatto Quotidiano su questo allarme europeo per una possibile entrata in guerra della UE. Ne parleremo stasera a Focus. Se vuoi la pace devi preparare la pace, non la guerra. Il cardinale Zuppi respinge le tesi belliciste dei leader europei. I sondaggisti sull'Ucraina, la gente segue il Papa. E poi la pioggia di missili russi sulle centrali elettriche, raid senza precedenti. Kiev, più di 1 milione di persone sono senza corrente, una situazione drammatica con i rischi che possa essere colpita la centrale di Zaporizhzhia. Grazie per averci seguito, per aver scelto Focus TG, grazie a Tony Esposito e Andrea Basso in regia. Ci vediamo stasera a Focus alle 21:15. Buona giornata.